È tempo di vendemmie. E allora, prima di arrivare qui in cantina, dal Conte Artemis Maniago, noi siamo stati in vigna per vedere qual era lo stato delle uve e dobbiamo dire la verità che le abbiamo trovate buonissime, ottime. Allora, Fabio, abbiamo fatto così prima di venire qua un excursus, siamo andati su lì nella collina alta, abbiamo visto che è ancora buona uva, cioè non è che ti puoi lamentare, no? No, no, non mi posso lamentare, e soprattutto a livello di qualità e di sanità delle uve. La quantità è, insomma, discutibile, non è sicuramente quella che ci aspettavamo, però l'annata è andata così, è stata un'annata che non è stata abbondante di pioggia, è stata un'annata molto calda, soprattutto negli ultimi 40 giorni, e comunque le premesse non erano positive, date l'andamento delle temperature dell'anno scorso. Però che comunque... questo si verifica negli ultimi 3 anni e poi un'altra vendemmia del 2003 che è stata molto calda e non ha facilitato le rese, perché quando è troppo caldo, quando la caldaia a sole brucia forte, purtroppo le rese vostre sono basse. Fa parte del gioco, alla fine siamo agricoltori, un anno va bene, un anno va male, uno lo si sa, chi fa questo lavoro lo sa. Però Fabio, quando tu perdi il 30-40%, no, dell'uva che porti in cantina, dopo devi fare 4 conti e dire ma io questo vino quanto lo devo vendere, no? Perché è chiaro che le aziende si devono pagare, altrimenti devi andare in banca a chiedere i finanziamenti. No? No, i conti si fanno 5 anni prima dell'assenza di prodotto, perché così il prezzo è già aggiustato, ovviamente. Ecco, ottima idea questa qui. Senti, parliamo di un tema che è molto, in questo momento, di attualità, è un po' fantascientifico. Usiamo un po' di fantasia, di mettere la tecnologia anche, non solo, perché ormai c'è già in pianura. In collina c'è stato già qualcuno che è andato avanti, poi è tornato indietro, non funziona, però dalla Cina arrivano i robot. Cioè mettere i robot a vendemmiare, i robot a fare i trattamenti, secondo te ci potrà essere questo o no? Allora, è un argomento sicuramente complesso. Noi abbiamo provato, come dicevamo prima chiacchierando, abbiamo provato non con il robot cinese, con quello sloveno, intanto partiamo da quello che è vicino. Con i cingoli, no? Esatto, esatto. Una bella macchina. Non è a livello del lavoro che si riesce a fare oggi, quindi il lasso temporale non è che dopodomani potremo sostituire, volendo fare qualità, la manodopera manuale con quella meccanica. Questo è pacifico, lo sappiamo già anche con il discorso delle vendemmiatrici, che esistono già ormai da 60-70 anni, anche forse qualcosa in più ormai, e la qualità la fa l'uomo se l'uomo è preparato e sa fare il suo lavoro. Ovviamente se l'uomo non sa fare il suo lavoro, a quel punto è meglio la macchina che almeno va veloce. Allora io mi ricordo, perché io sono del 51, nel 59-60 i vigneti erano stati costruiti per far entrare l'uomo prima, perché le macchine non c'erano, ok? Al massimo c'era il mulo o il bue in qualche parte. Poi è arrivato il trattore, hanno cominciato a fare i terrazzamenti larghi, gira, no? Perché c'era l'entrata e poi anche l'uscita. Adesso per far entrare questi mostri qui, cosa dovete preparare nel caso i vigneti per la robotica, cioè per l'alta tecnologia? Assolutamente sì, perché questi robot ovviamente sono a guida autonoma, quindi devono essere in grado di mappare il percorso nella maniera più semplice possibile, quindi il vigneto va di nuovo, diciamo, rielaborato sulla base di quella che è la tecnologia del momento. Quando c'erano i buoi, dietro di noi abbiamo una mappa dell'azienda, difficile da vedersi, però abbiamo tante curve. La curva al trattore chiaramente non piace se dietro a un carro uno strumento, un macchinario lungo. Parimenti bisognerà riragionare il vigneto nell'ottica della, chiamiamola, piena automazione. Ecco, però il robot cosa significa? Che quando ha finito la batteria lo devi trasportare e portarlo a ricaricare, insomma, c'è anche quello. Anche quello sarà un ragionamento da fare. Le macchine elettriche che succedono. Insomma, anche quello sarà un ragionamento da fare, quindi punti acqua e punti corrente, che siano ovviamente comodi e anche quelli automatizzati possibilmente per funzionare in collegamento con il robot. E oggi ovviamente i vigneti generalmente non hanno la corrente in mezzo al campo. Bene, l'ultima domanda è programmi, cioè adesso portata l'uva a casa, poi cosa succede? Adesso, si va in giro? Adesso si comincia al lavoro. Primo appuntamento qual è? Primo appuntamento per noi sarà il 2021 a Chicago. Quello sarà sicuramente il primo appuntamento, diciamo, più importante. Poi ovviamente si parte con tutte le altre fiere, tra Praga, poi si arriverà ovviamente anche a Vinitaly, Parigi e via discorrendo, ovviamente con varie tappe in Belgio, Germania, Austria e chi più ne ha più ne metta, senza dimenticare ovviamente il lavoro in cantina.
che Bene, ha parlato Fabio Datemis qui naturalmente nella tenuta del papà, il conte Alberto. Noi naturalmente proseguiamo l'itinerario con le nostre vendemmie, anche tecnologiche.